Amici sportivi ovunque dove siate, benvenuti su Notizie Sicilia. Questa partita che vale una stagione intera, l'ultima di giornata del campionato di eccellenza Girone B di Fronte Ionica e SS Milazzo, una partita che vale una stagione. Verso l'interno invece rimane sempre a sinistra. Ancora Quartarone in avanti verso Ragosta, non controlla bene il numero 9 della Ionica. Baldè può ripartire, Baldè supera un avversario, supera un secondo avversario. Veronica del numero 6 della Ionica che poi perde il pallone in avanti verso la Spada controlla e tira ed è il vantaggio del Milazzo, il vantaggio del Milazzo con Ferré. Una serie di errori difensivi. Massimo Insana. Una serie di errori difensivi che partono da Giurchinoschi che perde un pallone in avanti, maledetto, poi Ferreras leggero e Insana che praticamente Milazzo in vantaggio al 47esimo minuto. Calcio di punizione sul pallone Ragosta e intanto il pallone non ci va né Giurchinoschi né Verdura, scene che abbiamo visto per tutta la stagione e per tutto il campionato, ci auguriamo di non doverle commentare più. Intanto Diallo se ne va, sicuramente è un giallo e rosso per Baldè. Si complica la situazione per la Ionica. Con questo cartellino rosso per il poi uno dei giocatori diciamo più determinanti, più incisivi, con una tecnica migliore rispetto ad altri. Ancora Maldonado per Staris osserva i compagni, è finita. E in questo momento è finito. Il Milazzo è in Serie D. Per la Ionica c'è da aspettare i risultati dagli altri campi. Sì. Facciamo i complimenti al Milazzo per la promozione, noi rimaniamo col fiato sospeso. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito in diretta da Milazzo, dagli altri posti della Sicilia, in regia Peppe Le Cause, alle riprese Gianfranco Nunzio, al commento tecnico Gianni Arpi e Pippo Arpi alla direzione. Il Milazzo è in Serie D, la Ionica non sappiamo se resterà in eccellenza. Complimenti al Milazzo, l'appuntamento è sempre su Sicilia Notizie per gli avvenimenti sportivi più interessanti. Grazie ancora.